Messe peggio sono soltanto la Puglia e la Lombardia. Il Veneto è la terza regione in Italia per sovraffollamento delle carceri. Il dato emerge dalla relazione sull'attività del Garante regionale dei diritti della persona approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa di Palazzo Ferrofini, il Consiglio regionale del Veneto, relativa al 2022, un anno che si è chiuso con il varo della legge Cartabia, la quale punta a ridurre i tassi di detenzione attraverso la giustizia riparativa e le pene sostitutive. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 24 aprile 2023, la prima notizia del giorno riguarda le carceri più sovraffollate d'Italia. Il Veneto è la terza regione a livello nazionale, pochi sono gli agenti e gli operatori, quindi carceri piene di detenuti ma povere di organici, di appunto lavoratori. La notizia sul Gazzettino di oggi in un articolo firmato da Angela Pederiva. I dati sono, come abbiamo sentito, come ho letto poco fa, quelli della relazione annuale sull'attività del Garante regionale dei diritti alla persona, che certifica un tasso di sovraffollamento del 127% a livello regionale, ovvero nelle carceri venete, nelle carceri presenti sul territorio della regione del Veneto. Le criticità maggiori si registrano a Verona, Treviso e Padova. Vediamo la tabella pubblicata dal Gazzettino con fonte appunto Garante regionale dei diritti della persona. Nell'anno 2022 nella casa di reclusione di Padova la capienza teorica era di 438 posti, ma i detenuti erano in realtà 629. A Treviso 220 persone incarcerate a fronte di 141 posti, al Santa Maria Maggiore di Venezia 224 contro i 159 posti, a Vicenza 385 per 273 posti e a Verona la situazione più drammatica, 530 persone detenute in una struttura da 338 posti soltanto. I detenuti a livello regionale, le persone recluse insomma nelle carceri venete sono 2487, una su 4 è ancora in attesa di giudizio definitivo. Ci sono alcune dichiarazioni da parte di esponenti politici. Per la Lega il consigliere regionale Marzio Favero, relatore in aula della rendicontazione del Garante regionale dei diritti alla persona, ha parlato di un dato che deve far riflettere, perché la Costituzione prevede che le pene non siano disumane. Il Cristo, ha aggiunto Favero, lo trovi anche in prigione. Commenti anche da parte dell'opposizione in consiglio regionale. Abbiamo l'esponente del PD Andrea Zanoni che dice: questa situazione non deve essere liquidata con una relazione ma diventare un impegno da parte di tutti noi. Vediamo brevemente le cifre dell'organico della polizia penitenziaria, che è sottodimensionato, come abbiamo visto. L'organico previsto infatti è di 1787 unità a livello regionale, ma gli agenti effettivi sono 1551, cioè 236 in meno. Inferiore alle necessità, attenzione, è anche la dotazione di educatori, con una media di 70 persone detenute per addetto. È facile comprendere che in questo modo non possono essere portate a termine tutte le attività che questi operatori dovrebbero effettuare, ha sottolineato Mario Caramel, che oltre alla difesa civica e alla tutela dei minori, su nomina del Consiglio regionale esercita anche le funzioni a favore di quanti sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Quindi insomma è il Garante regionale dei diritti della persona. Questo quindi per quanto riguarda il sovraffollamento delle carceri venete.
terza situazione peggiore a livello nazionale. Ripetiamo, criticità a Verona, Treviso e Padova in particolare. E ora voltiamo pagina per proseguire la rassegna stampa di questo lunedì 25 aprile, festa della liberazione, la bufera sulle dichiarazioni, dopo le dichiarazioni di Elena Donazzan, assessora regionale di Fratelli d'Italia della giunta veneta di Luca Zaia. Ricordiamo Elena Donazzan, l'assessora più longeva d'Italia, se non del Veneto, se si parla di assessori regionali. È già al suo quarto mandato appunto in questo ruolo come esponente della giunta regionale del Veneto. C'era già con Galan, poi è stata confermata da Zaia, che ha seguito nel corso dei suoi primi 2 mandati e ora anche del terzo mandato di Zaia, che quindi per Elena Donazzan è il quarto, ma insomma negli anni l'esponente di Fratelli d'Italia ci ha abituati a dichiarazioni provocatorie, a tratti nostalgiche e spesso giudicate offensive, per esempio da parte della comunità LGBTQ. In questo caso l'assessora Donazzan interviene su uno dei suoi temi preferiti, ovvero la critica da parte sua nei confronti dell'antifascismo e della festa naturalmente della liberazione, e quindi la storia del fascismo in Italia, della resistenza che l'ha sconfitto e abbattuto. Vediamo prima le dichiarazioni di Elena Donazzan e poi la replica e i commenti da parte delle varie forze politiche. Allora, Donazzan dice, o meglio ha detto nella giornata di ieri, che quest'anno per la prima volta parteciperà al 25 aprile. Spero si plachi il clima d'odio. Queste le parole di Donazzan, che poi ha rincarato la dose. L'antifascismo in Italia ha prodotto il terrorismo rosso, giunto fino al 2002 con l'omicidio di Marco Biagi. E ancora, riprendendo le parole e i ragionamenti del cognato della premier Giorgia Meloni, il ministro Lollobrigida, Donazzan ha detto: la sostituzione etnica è già in corso ed è un pericolo. Se per qualcuno è un bene, per me invece non lo è. Queste insomma le dichiarazioni che sono finite nell'occhio del ciclone, che sono giudicate naturalmente inaccettabili da parte di altre forze politiche. Vediamo quali, perché la notizia è che a replicare a Donazzan non c'è soltanto il Partito Democratico, ma c'è anche la Lega. E allora vediamo la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi. PD, oltre il revisionismo, una provocazione svilente. Queste le parole di Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, e di Rachele Scarpa, la più giovane deputata d'Italia, trevigiana e appunto esponente del Partito Democratico. I giovani, dice Scarpa, credono in un futuro giusto. Parlare di sostituzione etnica è semplicemente vergognoso. Martella aggiunge: è tempo che la destra italiana prenda le distanze dal fascismo. Questo il commento in casa PD. Sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi abbiamo una intervista però anche ad Alberto Stefani, commissario regionale della Lega, e il titolo dice già tutto: il Carroccio si smarca, la nostra Repubblica è antifascista, un insulto la tesi sul terrorismo. Stefani si dice perplesso dalle parole dell'assessora, così si offendono le vittime, si capisce, del terrorismo naturalmente. Noi della Lega siamo contrari a qualsiasi dittatura. Fratelli d'Italia dovrebbe fare più attenzione con le dichiarazioni. Insomma, questo il commento della Lega, almeno della Lega veneta, perché si tratta del coordinatore regionale appunto Alberto Stefani, alle parole di Elena Donazzan, assessora regionale, ricordiamolo però, della giunta guidata da Luca Zaia. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia ancora sulla vicenda
dell'orso in Trentino. Il TAR di Trento si è pronunciato: troppi orsi, è urgente rivedere il piano e trasferirli in altri siti. La notizia sulle pagine del Gazzettino di oggi, in un articolo ancora una volta di Angela Pederiva. Parla un veterinario dell'area faunistica: i 40 o 60 esemplari erano l'obiettivo minimo, ma secondo il TAR è in atto un incontrollato aumento che causa grave pericolo a persone e attività. Ora sono sotto accusa quindi gli effetti del progetto Life Ursus. Dai 10 animali portati dalla Slovenia si è arrivati a 120. Ricordiamo che il progetto Life, partito all'inizio degli anni 2000, è servito ad evitare l'estinzione dell'orso nella propria zona della montagna trentina. È stato effettuato quindi un ripopolamento per permettere all'orso di rimanere dov'era. Ora, secondo il TAR, gli esemplari sarebbero troppo numerosi. In ogni caso, il TAR parla di necessario trasferimento in altri siti di una parte consistente degli orsi qui attualmente insediati, ma al tempo stesso contesta il passaggio del provvedimento su MJ5, in cui il governatore della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, afferma che l'ente non conosce una soluzione alternativa per la captivazione permanente fuori dal territorio provinciale, e quindi il giudice parla di casi noti e pregressi in cui è già stato possibile per la stessa amministrazione provinciale ottenere il trasferimento di orsi analogamente problematici anche presso riserve naturali ubicate in stati esteri. Insomma, se il TAR non parla di abbattimento, certo è che segnala un problema, anzi una situazione che, almeno secondo il giudice, è sfuggita al controllo, e quindi questo aumento incontrollato appunto causerebbe grave pericolo a persone e attività, perciò gli orsi vanno trasferiti. La vicenda naturalmente è tutt'altro che conclusa. Le associazioni ambientaliste e non solo sono di tutt'altro avviso. Per oggi in ogni caso è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.